esistono più, cioè esistono grazie a noi che le rimettiamo in onda di tanto in tanto, ma la musica italiana è cambiata completamente, quella che non piace a me. Mentre questa qua, questa è la vera musica italiana che ci ha portato tanta gioia in tanti anni. Allora, io devo ringraziare per la pazienza. Ti è piaciuto questo mix, caro? Aspetta che ti devo mettere in onda, eh? Aspetta un secondo soltanto. Signore e signori, a voi Umberto Napolitano, eccolo qua con me questa sera, che piacere, caro Umberto, buonasera. Ciao, buonasera. Come stai? C'è luce abbastanza, mi vedi bene o devo cambiare posizione? Ti vedo stupendamente bene, non ti preoccupare. Sì, no, No, veramente. io mi vedo scuro. A me mi vedi scuro? Per la No, maglia? a me. No, ti vedo benissimo, Bene. ti vedo benissimo. Allora fammi salutare tutti Saluta, quanti. vai, il microfono è tuo, vai. Io voglio fare un saluto grandissimo. Ciao Italia. Ma io ti chiamo dall'Italia, ma voi siete lì, voi siete lontani, ma sempre vicini. Perché l'italiano è come si può dire, un seme, no? Ma è un seme che interagisce. È in Italia, è in America, a Palm Beach adesso, può essere, come si chiama, in Sud America, può essere in Germania, ovunque. È sempre il senso, l'anima dell'Italia. Bravo Umberto, bravo Umberto. Senti, devi perdonarmi di questo ritardo, perché non dovuto, colpa mia, no, assolutamente. C'è un temporale qua che non vedevo da una vita, si può dire. Incredibile quello che è accaduto nell'ultima ora qui. Io non pensavo neanche di poter andare in onda, quindi meno male, siamo qua, siamo in onda e sono felice. Va bene? Perché non vedevo l'ora di fare due chiacchiere con te, caro Umberto. Umberto Napolitano, ecco, dovete sapere. Posso dirti una cosa? Sì. Prima di cominciare, io vorrei che insieme ringraziassimo un amico comune. No, lo ringrazi tu, vai. Io ringrazio Phil Priamo. Chiamalo Felice, ascolta, chiamalo Felice. Che ha permesso questo meraviglioso incontro. Perché quando io posso viaggiare nell'etere ed essere presente anche con la mia voce, e io rinasco. Questa sera io rinasco. Bravo Umberto, bravo. Senti, il tuo primo successo, sono sicuro che tu te lo ricordi benissimo. Fu? Andiamo nel 1966. 1966? Era Chitarre contro la guerra. Ah, allora proprio iniziasti in quella maniera là. Sì, e fui il primo cantante di protesta italiana, così scrissero le enciclopedie. Di protesta però attraverso l'amore, perché io ho protestato sempre attraverso l'amore. Poi dopo arriverò alla canzone che dicevi te. Sì. Poi dopo feci un successo a un disco per l'estate, cantando Gioventù, passi in fretta e non torni più, ieri avevo 18 anni, capito? Che bello. Poi, canzoni con delle frasi semplici, però che ti colpivano. E poi mi fermai per un po', perché io come cantante, come si dice, di protesta, non potevo accettare compromessi politici, per cui mi fermai e ripresi poi facendo le canzonette, ma chiamiamole canzonette, avevano un significato, ecco. Facevano parte di un progetto che poi mi portò di nuovo a occuparmi del sociale, che è sempre quello che a me importa di più. La canzone che tu dici forse è Ora il disco va. Ora il disco va, esatto, bravo. 1975. Ah, siamo già arrivati al 75, beh sì, guarda, il tempo vola.
ora dove siamo? Oh mamma mia, già il 2023. Senti Umberto, c'è una canzone, devi spiegare il significato. Come ti chiami? Una canzone che Ah, io ho messo un sacco di volte nelle stazioni radio a New York, anche qui, quando c'è la possibilità, io la ripropongo. Come ti chiami? È una canzone che parla di due giovani che si che si incontrano per la prima volta, ma il significato dietro questa come ti chiami? Allora te lo spiego subito. Tra l'altro, proprio 2 o 3 anni fa, l'ultimo libro di Diego De Silva, che è un grande scrittore amato dai giovani, che si chiamava I valori che contano, si chiama questo libro, lui mi dedica un capitolo Ah, proprio a questa canzone e dice che in un momento in cui c'era l'odio, violenza, sui muri apparivano delle scritte incredibili, si presenta un artista che racconta dell'incontro di due ragazzi che in un periodo in cui c'erano i gruppi, già come adesso ci sono le bande, sì. allora c'erano i gruppi, si chiamavano molti ragazzi del muretto, eccetera, dove posavano, no? Per cui non erano se stessi. Per essere se stessi dovevano trovarsi in mezzo a 3.000 persone, nacquero le maxi discoteche, perché lì potevano spogliarsi nella confusione dei loro abiti che vestivano, che dovevano essere conformi ad un certo tipologia di ideologia e domandarsi come ti chiami? Come ti chiami? Che anno? Che anno? 1978. 1978. Io vorrei Sì. ascoltarla insieme a te, quindi mi dispiace che ti ho eliminato perché dobbiamo far ascoltare questa canzone. Ed è con Umberto Napolitano, 1976, se non vado errato. Mamma mia. 78. 78, 1978. Ciao. Ok. È già in onda. Era un po' che ti filavo, sai, Davvero? ma tu ballavi sempre insieme a lui. Chi è? Forse il tuo ragazzo? Ma va, è solo un amico. O meno male, Perché? Non la vedo. io credevo di scocciare. Che sciocco, non è vero? Dimmi un po', ma tu guardavi me Quando? lui si girava e c'ero io davanti a te. E poi Via vai. che fai? Vado a casa. Ti potrei accompagnare. Beh, se vuoi. Era un po' che ci pensavo, sai. A cosa? Chiudi gli occhi, dammi un bacio e da sola capirai come ti chiami. Che bel nome, io. Era un po' che ci pensavo, sai. Chiudi gli occhi, dammi un bacio e da sola capirai. Non la vedo. E da sola capirai. E da sola capirai. At Yingling, Perfetto.
York is Oldsbury. We bisogna root beer dirlo, for every Allora, un taste. momento, Which one devo you- ascoltare qua, che qua poi non si capisce più niente. Ah, ok, ci siamo. Allora, caro Umberto, questa è una canzone bellissima, a me piace tantissimo, anche perché lei è una bellissima ragazza, ma ti tieni in contatto con lei? No, no, non ci sentiamo ormai da tantissimi anni. Dal 1976? Da 78, diciamo dal 78. 79. Ah. Senti, però, mentre andava in onda, Sì. io non la vedevo. Ah, tu non la vedevi, ok, ho capito, ho capito. Sì, perché io, ti ricordi che ti ho detto che una volta che io metto il video elimino te, sfortunatamente. Io vorrei eliminare me. Vorrei No, eliminare... no, no. No, Ok. no, è andato quello dove ho preso il cazzotto, no? Sì, alla fine, ping, knockout. Vabbè, questo lo immagino e so che questo è il bello della diretta, no? Sì, 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 E poi sì. si capisce come noi stiamo facendo questo incontro naturale. Esatto, Quindi- bravo. Guarda che non ci siamo preparati niente, né domande né no. risposte. Io sono fatto così, scusa Umberto, io sono fatto così. A me piace fare la chiacchierata come fra due amici, quindi andiamo avanti così. Poi c'è un'altra canzone, forse la più richiesta di Umberto Napolitano. Ah, però prima di andare a questa canzone, fammi fare questa domanda. Cioè, il tuo cognome è Napolitano, ma tu non Sì. hai niente a che fare con Napoli. Allora, Storia? diciamo, ti racconto la mia storia. Dai. Dalla mia mamma, mia mamma era con i capelli rossi e occhi azzurri, Ah. isola di Lipari, normanna, quindi chiamo chiaramente normanni. Dalla parte di mio papà, Sì. invece, mio papà era di Salerno, Ah, mio nonno di Nola. ah, benissimo, benissimo. Comunque Ecco. tu sai che napolitano, Sì. se non lo sai, è un cognome spagnolo Ah, del Regno di Napoli. Infatti, alla 7ª generazione, guardate cosa stiamo imparando stasera. Vai, vai. uno spagnolo, infatti è una S spagnola, che è una meraviglia. Quindi io sono proprio italiano. Sono nato a Brescia, Sei nato a Brescia, ok? perché i miei passavano di lì, una caserma, Ah, la caserma del Terzo Bersaglieri. ah. E ho scoperto che sono stato concepito a Saluzzo. Mamma mia! Sei arrivato fino là, va bene. Senti, poi c'è la canzone, come ripeto, non voglio ripetermi, però è stata la più richiesta da parte del pubblico italo-americano del tuo repertorio. E si intitola Bimba mia, Bimba mia. Raccontaci un po' di questa Bimba mia. Fu presentata, se non vado errato, al Festival di Sanremo? Sì, del 1979. Guarda un po'. Allora, quella canzone è figlia di una mia tournée in America con Domenico Modugno. Guarda un po', guarda. Diventiamo molto, molto amici. E io scrissi una canzone dopo un po' di tempo per lui che si chiamava Figlio mio. Figlio mio, ok? E con questa canzone io andai con mia moglie a Roma da lui, mi invitò, gliela feci sentire e disse: bellissima, Umberto, io te la canto, però fai prima una prova, mandala a Sanremo, magari gli cambi il testo perché tu sei ancora giovane, e se non ti prendono, perché se ti prendono sarà un tuo successo enorme. Stiamo sempre parlando della canzone Bimba mia, Certo, che gli prima, cambiai il prima tu l'avevi intitolata Figlio Figlio mio. Ma Guarda un guarda, po'. io non lo trovo da queste parti, ho trovato il testo vecchio Guarda un e po', guarda. diceva proprio quello che ho scritto. Quindi Domenico Che- Modugno ti consigliò di mandarla a Sanremo, di presentarla a Sanremo, che se l'avessero
accettata, sarebbe stato un successone per te. Allora ti racconto cosa successe. Su 572 canzoni risultai primo. Guarda un po', guarda. Poi andai a Sanremo e la prima serata arrivai primo. Nella finale mi chiesero alcune cose che non mi interessavano. Ecco dove entrano le magagne. No, però almeno, scusami, Dimmi. una volta le magagne arrivavano, tu a Sanremo arrivavi perché c'era una giuria. Io infatti ne ho fatti molti di Sanremo, ne ho fatti 6 come autore, 3 come cantautore, ho avuto canzoni cantate dai grandi interpreti, perché lì c'erano le giurie. Pensa che nel 1967 il mio primo Sanremo come autore, Il cammino di ogni speranza, io dovevo andare a Sanremo perché io sono autore della musica e del testo, dovevo andare a Sanremo in coppia con Sonny and Cher, ma la canzone di Caterina Caselli fu bloccata. Allora lei disse: io a Sanremo partecipo solo con questa canzone, Il cammino di ogni speranza. Allora, scusa, scritta da te? Sì, musica e testo, certo. Musica e testo. Perché dovete sapere, cari amici, che Umberto Napolitano non è soltanto cantante, ma è un cantautore, ha scritto un sacco di bellissime canzoni. Ecco, questa io non lo sapevo. Il cammino di ogni speranza. Vuoi che ti dica? Poi la casa discografica mi disse: Umberto, tu lasci il posto a Caterina Caselli e parteciperai a un disco per l'estate. Comunque io ho scritto canzoni per tantissimi, dopo oltre a Caterina Caselli, Sonny and Cher, ho scritto per Antoine, Rita Pavone, Wesdo, Righezzi, Nomadi, I ricchi e poveri, Mia Martini, La Bertè, insomma, per tantissimi. Ero un autore, ma anche, soprattutto, un cantautore. Lì c'è stato un temporale. Qui il tempo, io abito nel Golfo del Tigullio, vicino a Lavagna, vicino in una montagna a 19 chilometri, in un paese Reppia, dove 3 giorni fa mi sono svegliato e le montagne erano piene di neve. Però stiamo a 7 chilometri dal mare, in linea d'aria. Però adesso già il giorno dopo faceva caldo. E insomma, caldo, freddo, anche la voce, un poco se n'è andata. C'è andata a fare bene. Senti, allora perché non ascoltiamo la Bimba Mia, questa canzone che adesso tu l'hai resa ancora più famosa, perché io non sapevo il fatto del contatto che c'era stato fra te e il grande Mimmo Modugno, quindi non sapevo questa storiella, ma a me mi fa molto piacere, quindi la vogliamo ascoltare insieme? Mentre va la canzone, che tanto a me non mi si vede, vado di là a vedere se trovo il foglio originale del testo che te lo faccio. Va benissimo, ok, allora Bimba Mia, Umberto Napolitano, eccolo qua.